I carabinieri si sono presentati davanti al cantiere edile a Vittorio Veneto dove è in costruzione un immobile con più unità abitative. Cancelli aperti, i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, coadiuvati dal personale del locale presidio dell'Arma, hanno eseguito una serie di accertamenti. Due imprenditori, il titolare della ditta edile ed il responsabile di un'azienda di termoidraulica, sono finiti nei guai. Sono state riscontrate numerose e gravi violazioni in termini di sicurezza e sono state inflitte sanzioni amministrative per circa 6.000 euro e ammende per altre 30.000 euro. Tra le violazioni a carico dell'impresario, quelle riguardanti i lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette, i lavori in quota senza aver adottato precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta verso il vuoto. Per il titolare della ditta di termoidraulica invece l'omessa sorveglianza sanitaria e per il coordinatore della sicurezza del cantiere la mancata vigilanza delle disposizioni e procedure sulla sicurezza del lavoro. I due imprenditori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, l'attività è stata immediatamente sospesa. I controlli relativi a questo settore continueranno anche nei prossimi giorni in tutto il territorio provinciale, spiegano dall'Arma, e sono finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza al fine di arginare la piaga purtroppo sempre attuale degli infortuni sul lavoro e le fattispecie di lavoro sommerso e in nero, dalle quali sovente scaturiscono forme ancor più gravi di illegalità.